Buonasera, buonasera. Benvenuti alla quarta giornata del challenge. Alla quarta Silvia, intanto. giornata dedicata alle cose pratiche, visto che molti ci dicono che hanno bisogno di supporto per la parte visiva e di immagine dei loro canali, e visto che comunque continuiamo a dirvi che è importante riuscire a trasmettere nel modo corretto anche la parte di immagine che date di voi all'esterno. E allora oggi abbiamo deciso di darvi supporto con uno strumento che ormai insomma, fa parecchio parlare di sé, no? È uno degli strumenti più utilizzati, Paolo, giusto per tu. Poi Paolo è super pro su questo strumento. Beh, super, però una parola grossa. Diciamo che è abbastanza semplice da usare, intuitivo e può essere appunto utilizzato anche da chi magari è poco esperto su questi temi della grafica, e soprattutto ha una marea di modelli già pronti che si possono sfruttare e personalizzare, no? Quindi lo abbiamo consigliato anche mesi fa durante il lockdown per creare le grafiche, per promuovere le gift card. Avevamo creato anche dei modelli già personalizzati con, diciamo, a tema torniamo presto, e tantissimi, insomma, avevano usato questo sistema. Quindi abbiamo continuato a consigliarlo nel gruppo, prendendo delle altissime provvigioni di centinaia di migliaia di euro da Canva. E chiaramente, no, scherzo, chiaramente non prendiamo assolutamente un euro da loro, ma lo consigliamo perché insomma è un buon strumento. Se non l'avete ancora usato, basta che andate su canva.com, è gratuito. Dopo un po' vi chiederà dopo un po', o meglio, dipende da cosa volete fare. In alcuni casi vi chiederà di pagare, di tirare fuori il cash, però già con la versione gratuita potete ottenere dei buoni risultati. Poi con la versione a pagamento, insomma, potete ottenere dei risultati ancora migliori, però già con quella gratuita potete fare belle cose. Potete fare sì, No, belle cose. Silvia? Mi senti? Abbiamo Mi senti? Paolo? Sì, io ti sento, a tratti però. Sì, forse con un po' di ritardo. Ok. Dicevamo quindi Canva, io direi che ci dobbiamo immergere subito dentro, e in realtà vi facciamo fare una cosa che sembra poco connessa con l'advertising e con la pubblicità su Facebook, ma in realtà è estremamente connessa, perché voi magari non vi siete mai accorti di come la prima cosa che vede un utente su Facebook quando visita la vostra pagina è proprio il loghetto con cui vi presentate, e quindi io mi auguro che tutti abbiate dei loghi di alta qualità, che non si sgranano, che non avete tirato male, eccetera, eccetera. Ma poi l'altra cosa che guardano per prima è proprio la copertina di Facebook. E allora stasera io tirerei in ballo il buon Canva per iniziare a vedere come possiamo sfruttarlo di base per un po' di cose, ma soprattutto per... Questa è la copertina, ragazzi, che si vede, no? Eccola È la qui. prima cosa che si vede quando apro una pagina Facebook. È la Ok, questa è la primissima pagina cosa. dell'e-commerce, ed è la prima cosa più grande e impattante che si vede, quindi è molto La molto prima importante. cosa. Esatto. Tra l'altro tenete conto che quando fate pubblicità su Facebook spesso basta passare magari anche il mouse, questo sul desktop principalmente, sopra l'immagine, e compare proprio per prima copertina e logo, quindi è fondamentale che la trattiamo nel migliore dei modi. Vi dicevo, se andiamo su Canva, canva.com, lo vedete qui sopra, ok? Possiamo andare a cercare di fatto uno dei contenuti che Canva ha già, perché Canva ha già quasi tutte le risposte, a parte pochine, tipo Google My Business non ce l'ha, ma insomma su quello ci possiamo arrangiare un po' con le misure che vediamo insieme. Ma se noi scriviamo copertina Facebook, guardate un po' che senza andare a fare chissà quali mirabolanti ricerche, lui ci propone già qualche soluzione per fare la copertina con Facebook, e addirittura ci chiede su quali temi colore vogliamo stare. Ma guarda un po', cioè ci dice che se, per dire, il mio logo è più vicino al rosso, posso cercare tutti i temi colori vicino al rosso. Quindi
cercate anche di ragionare di brand, vi ricordate quando vi dicevamo l'importanza della brand image, l'importanza della immagine coordinata, cercate di non fare dei pantoni iper arcobaleno delle vostre cose e di dare una linea che sia univoca. E come vedete, se non avete idee, se non avete spunti, il buon Canva già ve ne dà, e ve ne dà parecchi, perché vi mostra tutta una serie di cose, anche quelle di Natale che insomma rimangono lì, vi mostra tutta una serie di cose da cui potete prendere spunto e da cui veramente potete creare una vostra copertina Facebook semplice, facile, e visto che molti di voi sono saloni di parrucchieri, io prendo questa che mi sembrava carina. Una cosa importante, ragazzi, che aggiungo... Aspetta, che condivido l'altra pagina perché... Poi aggiungo una cosa importante. Tra i vantaggi di usare Canva c'è quella che le dimensioni sono già ottimizzate per il tipo di formato necessario. Quindi voi dovete sapere che la copertina Facebook deve avere una larghezza proporzionata all'altezza di un certo tipo. E se mettete un quadrato, ad esempio, un'immagine quadrata, quindi non so, 100%, anzi 1000x1000, dovrete in qualche modo ottimizzarla voi e si taglierà una parte. In questo caso invece la dimensione è già corretta, è già perfetta per Facebook, ok? Esatto. L'interruzione. No, hai fatto benissimo. Questo è il tipo di immagine che lui vi propone, vi dice che questa è l'immagine di sottofondo e vi dà anche un suggerimento su questo stile, sta bene ad esempio il bianco e nero, e qui abbiamo degli elementi aggiuntivi, ma partiamo dalla foto. Innanzitutto io la posso togliere, ok? Oppure la posso tenere. Posso decidere di caricare una mia foto, ad esempio, ok? Adesso io non so che foto io abbia, però posso togliere questa e andare tra una delle mie foto, ok? Ad esempio qui ho delle foto un po' così, prendiamo questa foto, ok? E caricandola, trascinandola all'interno, posso definire che diventi la foto di sfondo, ok? Attenzione perché qui vi siete persi il bordo, quindi ho messo una mia foto, però ho perso lo stile, ho perso il bordo rosa che c'era sotto, il bordo rossiccio che c'era sotto. Come faccio? O taglio la foto, ok? O faccio in modo di mettere una foto che abbia le dimensioni giuste. In questo caso potrebbe essere che il taglio della foto possa essere uno dei suggerimenti. Scusate, riduco, altrimenti non mi dà le opzioni. Si è incantato. Ops. Ok, scusate, ricarico la foto perché mi sembra che la stia prendendo male. Ok, questo è, vedete, lo spazio. Di fatto vi insegna anche un po' come si sta costruendo un'immagine. Se guardate, il bordo era dato dal fatto che l'immagine era proprio tagliata ad hoc, e quindi prendo l'immagine e provo anch'io a tagliarla secondo degli spazi. Anche qui fate attenzione a non sfalsare l'immagine, a non sbagliarla. Avevo il testo sotto, dov'è finito? Guardate che Canva vi aiuta anche a capire quali sono le posizioni del testo rispetto all'immagine. Per esempio vi permette di vedere la posizione e dire lo metti per esempio indietro, e qui avete visto che mi ritorna fuori il tutto. Però questa era bianco e nero prima, quindi era un'immagine che poteva avere degli effetti, un filtro, e quindi io qui per dire gli rimetto l'effetto, il filtro grigio. Ho tirato fuori il filtro, glielo metto grigio così e voilà. Poi qui sopra magari cliccando sempre posso andare a mettergli un titolo, parrucchieri Verona, ok? Ci metto le informazioni che voglio, perché basta cliccare, doppio cliccare oppure selezionare il testo e io lo posso togliere, mettere o cambiare, ok? E potrei scrivergli anche parrucchieri Verona, siamo aperti. Adesso questa è un'immagine che si presta un po' poco perché ai noi è un pochino chiara, e quindi se voglio andarla a scurire perché si legga il tutto devo
andare a ridarle un tono un po' più scuro, più cupo, e quindi se vado all'interno della griglia regola potrei andare ad aumentare un pochino, a diminuire la luminosità ad esempio, così questa è un po' più scura e emerge. Ovvio che l'immagine di prima era anche molto più adatta, ma per farvi vedere come effettivamente potete giocare con un'immagine anche molto basic, molto basica, e poter fare questa cosa. Altrimenti, Paolo, può essere che facciamo un qualcosa da zero, un qualcosa di fatto noi, perché questo è il formato che lui ci propone. Possiamo eliminare l'immagine, eliminare tutto e partire da zero, da una tela bianca, perché quando lui ci propone il formato, a questo punto le dimensioni ce le abbiamo, andiamo a selezionare tutte le cose che ci sono dentro, le eliminiamo e voilà, abbiamo la tela bianca in cui mettere anche una nostra foto semplice, ok? Prendiamo una foto, scusate, come questa, ipotizziamo che noi offriamo servizi per la toilettatura dei cani, e a quel punto mettiamo questa immagine e già abbiamo un'immagine nelle dimensioni che vuole Facebook. Dice qualcosa, non dice niente? Anche qui dipende, perché un'immagine così dice poco ovviamente, ma se avete la fortuna di avere l'immagine che rappresenta il vostro negozio o la foto del vostro staff, beh, in questo caso possiamo anche mettere semplicemente una foto qui. Non c'è da scrivere qualcosa, possiamo scrivere qualcosa quando vogliamo dare un'informazione, quando c'è un evento, quando c'è una promozione di qualche tipo, possiamo andare ad aggiungere elementi. E se voglio aggiungere un testo qui, quindi tengo questa immagine di questo colore, va bene così, ci voglio aggiungere qualcosa sopra. Allora guardate che qui nella colonna di sinistra di Canva avete tantissime cose che potete fare, tra cui anche appunto aggiungere dei testi o addirittura delle tipologie di testo. Guardate quanti ve ne propone. Ve ne propone veramente tanti. Attenzione che, vedete che qui compare gratis? Ecco, fate attenzione perché Canva ha anche tutti gli elementi a pagamento. Per cui io potrei veramente metterci qualsiasi cosa, vedo qui, potrebbe essere che io metta, non lo so, vediamo cosa ci può stare adesso. Che vado, eccolo qua. Ragazzi, quando appunto vedete che è gratis, compare appunto quell'icona, oppure se è a pagamento compare un'iconcina, adesso a memoria, non mi ricordo com'è fatta, comunque un'iconcina piccola, però adesso ne trovi magari una. Non è che se cliccate sopra lì in automatico vi mangia i soldi della carta di credito, No! non prendete voi l'immagine ve la aggiunge, la scritta, l'immagine, quello che è, la aggiunge, la inserisce, però quando poi voi andate a scaricare la foto o il post che sia, vi dice attenzione che hai richiesto un elemento a pagamento, quindi ti chiede di pagare, di mettere la carta di credito, l'abbonamento. Ok, scusate, altrimenti fuori una filigrana come ha fatto il fisioterapista e col volantino che mostrava Silvia in questi giorni qua, no? Colgo l'occasione. Allora, abbiamo preso il testo, qui ci sono varie tipologie di testo. Io ho messo Happy Birthday, poi può essere qualsiasi cosa, però per esempio se voglio farla emergere potrei metterci anche un elemento. Vedete, qui ci sono tutta una serie di elementi, anche questi gratuiti, anche qui vediamo quali sono quelli gratuiti e quelli a pagamento, e qui forse riesco a mostrarvene qualcuno di quelli a pagamento. Di solito li becco sempre quelli a pagamento. Questi sono tutti gratis. Prova magari a fare una ricerca con qualche parola chiave. Aspetta, forse, eccolo qua. Guardate, è questo il simbolo del pagamento. Se io le seleziono tutte e due, eccolo qua, se io le seleziono tutte e due vedrete che mi carica anche delle cose. Generalmente nell'angolino al posto di gratis trovate questo simbolo qui, questa coroncina. Come diceva Paolo, non vi rubano soldi, però alla fine ve li chiedono nel caso. Ipotizziamo che io voglia metterci un cerchio per contenere il testo, ok, per dare l'informazione così, e a questo punto che voglia farlo
di un colore X, ok, vedete che questo è blu, là in alto a sinistra avete il riferimento colore, quindi potete andare cliccandoci a cambiarlo. Ad esempio lo faccio bianco, ma addirittura potete renderlo un po' più trasparente anche, forse riesco a mostrarvi. Guardate un po', potete metterlo con le trasparenze, ok? Potete ingrandirlo, ok. Poi anche qui fate le cose a buon senso. Se voi avete un logo che è tendenzialmente tondeggiante, se la vostra caratura è tendenzialmente morbida, se comunicate in modo morbido e avete una comunicazione abbastanza coinvolgente, potete usare un tema legato al tondo. Se invece siete un po' più spigolosi, ma non perché siate antipatici, ma perché magari avete un logo più lineare, eccetera, potete usare un quadrato, per esempio. Non è detto che ci sia un giusto o uno sbagliato in questo. Attenzione che io voglio rimetterlo in posizione indietro perché non vorrei che mi andasse, voglio che sia la scritta in primis a vedersi. La scritta anche qui posso evidenziarla, posso darle un colore perché quella scritta può avere allo stesso modo un colore. E vedete che Birthday mi diventa improvvisamente blu, ma posso anche mettere il Happy e di nuovo lo sistemo così. E allora ho Happy Birthday. Posso insomma giocare, posso ingrandirla questa scritta se voglio renderla un pochino più coinvolgente, un po' più leggibile. Ricordatevi sempre che per convenzione, siccome molto spesso a seconda dei dispositivi che utilizzate potete avere una visione dell'immagine un po' distorta, di valutare sempre di mettere le cose scritte al centro. È un consiglio che vi diamo, perché purtroppo ogni 2x2 Facebook cambia le impostazioni delle copertine, cambia le impostazioni degli spazi, a seconda di un telefono o di un altro potrebbe essere che si veda bene o male. Cercate sempre di guardare, regola di base, soprattutto per le copertine che sono il vostro biglietto da visita, cercate sempre di guardare come viene da desktop, quindi da dove la state caricando, magari come noi adesso che siamo davanti al computer, e andate anche a vedervi come viene da mobile, quindi dal telefonino, perché se poi non si legge, si vede male, è brutto. E quindi fate così. Se poi volete metterci, se no, un testo normale, un testo molto semplice, potete semplicemente là all'inizio andarvi a selezionare il vostro bel testo, scusate che sono molto in fondo, vi selezionate il vostro testo, intestazione, sottotitolo o corpo, qui loro le chiamano così perché ognuno ha il suo valore, per dire ve lo ingrandite quanto vi serve, occhio sempre che ci sia il crocino per spostarlo, ok? E potete mettere ai nostri migliori clienti. Adesso sto sparando una cosa, oppure potrebbe essere domani festeggiamo insieme. Sto sparando cose, state annunciando un evento e quindi potreste decidere di metterlo anche sulla copertina. Se qui selezionate il testo, per dire, potete anche andare a cambiare il font, cambiare la tipologia di carattere. Anche qui occhio che ci sono quelli gratuiti e quelli a pagamento, potete metterne di qualsiasi tipo. Adesso ne sto sparando ovviamente uno, ce ne sono veramente tanti, difficile che non troviate qualcosa. Anche qui datevi una regola, cioè se vi piace uno stile non mettete fuori 200.000 stili diversi, cercate di avere uno stile coerente anche al tipo di comunicazione che date sulla vostra pagina, ok? Adesso ho fatto la copertina Facebook più brutta della mia storia, Paolo, perché immagine, quindi è proprio la copertina più triste che abbia mai realizzato io. Però, perché nell'abbinamento... Vabbè, dai, ne ho viste di peggio, Però insomma potevo fare... Vediamo se con gli effetti riesco a sistemarmela, a mettere un filtro blu che allora magari un po'... Diciamo che questa è una dimostrazione, in realtà l'hai fatto apposta Silvia, è una dimostrazione di quanto siano utili i modelli prefatti di Canva, no? Quindi quanto sia difficile fare una copertina fatta bene, con i modelli voi siete già, ve lo trovate già fatto e basta insomma andare a personalizzare un po' le scritte, tipo l'Happy Birthday che vedete lì, potete andare chiaramente a modificare il testo, no? Quindi non è che sia fatto così, potete andare a personalizzare
qualsiasi cosa praticamente. Tra l'altro Quindi, tra i modelli io ci sono anche le promo. Cioè, guardate quanti ce ne sono, per esempio, di promo. Ce n'è veramente tanti e potete ideare le vostre cose, no? Quindi questo è un modello. Scusate, sostituisci. Questo è un modello, sempre per i parrucchieri va bene, però potete veramente usare quello che vi pare. E poi cercate anche di usarli per un periodo, cioè per esempio se decidete che ogni settimana fate una sorta di piccolo evento interno o promozione, potreste usare sempre questo stile e qui scrivere la super settimana. Insomma, cercate, guardate, questo è molto carino con le immagini laterali e le scritte centrali. Cercate sempre magari, ecco, in questo caso di usare anche delle foto che vi rappresentino, perché ovviamente guardate che le loro proposte potrebbero non essere coerenti con lo stile culturale in cui viviamo noi. C'è questa che è carina, questa addirittura è animata, perché ci sono anche le animate per chi di voi volesse cimentarsi con le cose pro. Ecco, fate anche questa pulita, semplice, funzionale, mettete una foto. Tra l'altro non so se andando a vedere il filtro che ha questa foto non ce l'ha, però è possibile anche applicare dei filtri. Vi piace usare dei colori accesi, potete dargli dei colori accesi, vi piace usare il bianco e nero, ogni tanto potete usare il bianco e nero. Insomma, potete disegnare veramente la vostra comunicazione utilizzando gli spunti che Canva vi dà. Tra l'altro Paolo, ti faccio ridere, ma recentemente sto lavorando con un'azienda che ha sede in Italia e sede in America. La ragazza americana sta usando Canva e in realtà la realtà italiana ha un grafico e devo dire la verità che purtroppo sembra che escano meglio i contenuti americani rispetto a quelli italiani, che è un grande smacco ai noi. Infatti ci stiamo rimettendo mano. Immagino. Allora, una cosa che magari potremmo vedere è, ok, adesso abbiamo l'immagine, come la buttiamo sulla pagina Facebook? Ah, assolutamente. Allora, ipotizziamo che sia questa l'immagine che abbiamo scelto, perché quella che avevo fatto io non vi piaceva e non mi piaceva. Per scaricarla, allora, innanzitutto va scaricata sul nostro computer, quindi la scarichiamo e attenzione a selezionare sempre, se possibile, il PNG, che non è difficile, perché guardate che lui già vi dice consigliato, ma non tanto perché piaccia a Canva, ma perché piace di più a Facebook, quindi cerchiamo di seguire le indicazioni. Ce ne sono tanti altri di formati, ma tenetevi il PNG che va benissimo, anche se non sapete bene cos'è, è un formato immagine che funziona perché è elastico, si dice. Lo scarico, quindi aspetto che il progetto venga scaricato. Se sono stato bravo, magari, cosa che io non ho fatto, gli do anche il nome a questo file, così avete visto, almeno lo scarico con un nome coerente, il mio era Red and Monochrome qualcosa. Vado sulla pagina Facebook e quindi adesso vi condivido l'altro schermo. È in questa fase, ragazzi, quando fate scarica, che se avete selezionato degli elementi a pagamento, lui vi dice occhio, esatto, che hai degli elementi a pagamento, caccia il cash. In quel caso lì, se magari non vi siete accorti che l'elemento era a pagamento, basta che tornate nel progetto, se non volete pagare, perché io l'ho usato anche a pagamento, insomma non costa chissà che, anzi è molto comodo. Se non volete pagare, basta semplicemente cancellare quell'elemento. La furbata che a volte magari si può fare è quella di, se dovete usare un'immagine magari, no, che su Canva è a pagamento, non sarebbe proprio la giusta prassi, però andate su Google Immagini, cercate l'immagine, icona o quella che è, fate copia e incolla e la portate di là. No? esatto. Io non ho detto niente però. Tenete conto che, scusa Paolo, ma prima di condividere lo schermo su questa cosa, allora vi condivido questo. Tenete conto che ci sono dei database di immagini gratuite dove potete trovare veramente tanti spunti. Noi ve ne consigliamo due, adesso Paolo non so se ne hai anche qualcun altro in testa, però mi viene in mente Pixabay, che è uno strumento dove ci sono immagini gratuite, non queste qui sopra, attenzione, perché qui avete quelle commerciali, vedete? iStock, ma qui sotto trovate tutta una serie di immagini, potete fare la ricerca anche in italiano
e quindi, non so, si può scegliere negozio, guardate, vi propone già, e qui sotto avete tutta una serie di immagini, ovvio, sono le immagini gratuite, quindi non è che c'è tantissimo, il massimo sarebbe che aveste voi delle immagini vostre, perché queste si parla tanto ultimamente delle immagini stock che non rendono l'identità del negozio, dell'attività. Però insomma, se avete bisogno di qualcosa, anche di quegli sfondi sfumati, così, qui potreste trovare qualche spunto. L'altro strumento che io uso spesso è Unsplash, che è un altro sito dove è possibile fare ricerca immagini. Qui però attenzione che potete farla solo in inglese, quindi se dovete cercare negozio dovete scrivere shop fondamentalmente. Le immagini anche qui sono un pochino più nitide di solito, hanno due stili diversi, comunque li potete navigare entrambi e vedete che c'è un po' di tutto. Ah, ecco, di Pixabay vi faccio vedere una cosa carina, perché sapete che sulle immagini noi possiamo mettere degli elementi. Per cercare quegli elementi, e quindi io qui cerco, che ne so, cuore, stasera mi sento particolarmente... Io vi metto i link nei commenti intanto di ovviamente siti di questo tipo. Errore, perché cuore non gli piace, era troppo empatico. Cuore. Ok, se io qui vado in esplora, ok, mi porta a cercare anche i vettoriali. Vettoriali sono quei file che sono scontornate, quindi qui posso cercare cuore. Hanno cambiato da poco Pixabay. Eccoli qua, vedete, e avete tutta una serie di elementi che potete scaricarvi tranquillamente e applicare sui vostri materiali. Vi faccio vedere come funziona perché magari vi è utile. Scusate, scarico questo, vedete i quadratini dietro, non è perché è un'immagine con i quadratini, è perché significa che dietro c'è del bianco, quindi queste cose qui vanno in sovrapposizione. Se faccio download, scarica, qui va benissimo questo formato, di solito scarico, lui mi dice che devo confermare che non sono un robot, quindi aspetto che arrivi la spunta e a quel punto faccio il mio download. Lui ci prova a farvi pagare, ma è gratuito e queste sono immagini utilizzabili. A questo punto potete usarle sul vostro Canva, perché su Canva potete caricare l'immagine, quindi dall'area caricamento fate carica contenuti multimediali da dispositivo, di solito vi apre la finestra del dispositivo dove avete salvato l'immagine, quindi nel mio caso mi apre la mia finestra del computer e come vedete qui sta caricando e la barra di avanzamento me lo dimostra questo elemento. Se io lo prendo me lo applica all'immagine e qui vedete quell'effetto che vi dicevo del vettoriale, cioè il fatto che sia un'immagine che non ha un contorno bianco, uno sfondo bianco, ma è applicabilissima per dire a questa immagine qui e quindi ci posso aggiungere, perché prima non era abbastanza brutto, così rendo brutto anche questo, no? Ok, comunque sì, ve la potete giocare, potete mettere, potete togliere questo elemento di Canva che non vi piace e a quel punto mettere questo qui. Magari adesso che c'è il San Valentino, sapere che ci sono anche i cuori vi torna utile. Vi dicevo, andiamo su Facebook e andiamo a caricare la scheda, quindi apriamo il nostro Facebook, ovviamente con Facebook aperto. Finché apri, chiedo a Nicoletta di specificare meglio cosa intendi, ma quando scarico l'immagine da Canva per numerarla si deve fare un'altra procedura o faccio come sempre? Io non ho capito la domanda, non so se Silvia tu hai capito cosa intende. No. In sto caso ti chiedo di rifarla, Nicoletta, rifare la domanda perché non è chiara. Vediamo se il gruppo... Aspetta, devo aprire la pagina. Ovviamente andate sulla pagina. Io ora farò questo gioco. Ok. Aperta la pagina. Se voglio modificare l'immagine di copertina, non è difficile, anche se voi avete modifica qui. Io ce l'ho in inglese momentaneamente. Potete fare edit, quindi scegli dalle foto, ci avrete scritto qua, oppure carica foto. Se io faccio carica,
e mi vado a pescare l'immagine che avevo salvato prima, ovvero questa, ecco che improvvisamente Facebook inizia a caricarsi l'immagine e me la mette all'interno del box e mi dice anche che posso spostarla. Voi direte, ma mi avete detto che doveva essere perfetta per come dimensioni. Controllate sempre questo effetto, perché comunque il nuovo Facebook in alcuni casi non è ancora aggiornato ovunque. Quindi controllate di non avere l'immagine tagliata sotto, perché vedete, se no non si legge. Me la sistemo e se faccio save changes, quindi salva le impostazioni, lui me la carica. Consiglio che vi diamo. Qui ovviamente non salvo perché lasciamo l'immagine mia di Paolo, ma quando andate nella pagina, meglio dei cuoricini. meglio dei cuoricini, sì. Quando andate nella vostra pagina, che andate a vedere dov'è l'immagine di copertina che vi ha caricato, ok? Spesso vi potrebbe creare un post. Se vi ha creato un post, provate a scriverci 2 righe, se state facendo per esempio una promozione, quindi potrebbe essere Local Marketing Lab, il laboratorio per la digitalizzazione delle imprese locali. Questo è un consiglio molto importante, ragazzi, perché tante persone cliccano sulla vostra copertina. Come vi mostravo prima, la copertina, vabbè, adesso non riapro tutto, comunque la prima cosa che si vede, no, quando entrate nella vostra pagina, tante persone ci cliccano sopra e quindi si può vedere anche la descrizione che Silvia stava mettendo adesso, quindi magari potete scriverci qualcosa di interessante e utile per Eccolo qua. i vostri clienti, al contrario di quello che abbiamo fatto noi. Ok, quindi fate attenzione a come ve la carica, sistematela, ogni quanto va cambiata la copertina, non è che dovete impazzire e cambiarla una volta al giorno, non ha senso. Cercate che sia identificativa di momenti veramente rappresentativi della vostra esistenza, per cui cercate di averne sempre una standard, una che è un po' il salvataggio quando non avete niente, no? Un'immagine che va bene sempre, l'immagine del vostro staff, la vetrina del vostro negozio, cose di questo tipo. E cercate poi di avere, d'altro canto, delle immagini ogni tanto, che può essere anche una volta al mese, che andate a cambiare per aggiornare su alcuni eventi, occasioni, eccetera. Ma evitate di usarlo, cioè usatela in modo strategico, non deve essere un post, un altro posto dove metto i post della pagina, quelli si lasciano nella pagina. Qui ci deve essere quello che io voglio dire a un cliente al primo colpo d'occhio, il che significa che se sto facendo advertising, quindi pubblicità per l'acquisizione di nuovi clienti, probabilmente dovrò dare delle informazioni che facciano avvicinare subito al chi sono, ok? La scuola di Trieste di cui abbiamo parlato, quella della Makoto, no? Probabilmente nella copertina potrebbe mettere la prima scuola d'Italia, i migliori maestri, oppure da 45 anni la scuola di arti marziali di Trieste. Se invece sono in un periodo normale in cui sto lavorando magari anche tanto sulla fidelizzazione sui miei clienti, allora lì potrei dare informazioni aggiuntive o informazioni nuove che coinvolgano e fidelizzino. Non so Paolo se vuoi aggiungere qualcosa, ma... Volevo intanto rispondere a Nicoletta che ci ha chiarito la domanda. Voglio dire che mentre sto scaricando l'immagine di Canva posso rinominarlo direttamente lì. Sì, esattamente. Tu puoi dare un nome al progetto, quindi non so, immagine, copertina, pagina Facebook, e quando vai a scaricarla lui te lo scarica con quel nome. Quindi sarà copertina, pagina Facebook.png come nome del file, ok? Oppure lo puoi anche rinominare dopo, puoi anche modificare il nome del file anche nel tuo PC. Comunque puoi gestirlo direttamente anche da Canva. Oppure in alto, quando vedete che vi scrive il nome del file, gli date il nome, insomma. In Canva vi faccio vedere, se volete farlo prima di scaricarlo, potete andare qui dove c'è file, qui vedete che lui ha un suo nome, se cliccate la matitina, copertina, oppure promozione primavera,
Fashion Bazaar, come si chiama questo? Esatto, Fashion Bazaar. O Bur Park, potrebbe essere che ci metto Vicenza, ok, o Padova o Verona, potrebbe essere che gli metto primavera 2021 se voglio aggiungere elementi che identifichino ancora di più il file, se voglio farlo trovare. Questo perché? Perché ci avviciniamo a un momento in cui ci sarà sempre di più impattanti le ricerche anche su Facebook, e quindi tutto sommato anche nominare i file con, con la giusta dicitura può aiutarci, così come vi dicevamo anche per il Mister Google. Se io faccio così, questo a questo punto quando lo scarico, me lo scarica con il nome giusto. Ok. Bene, benone. Idea per il prossimo San Valentino? Sì, provateci, mettete fuori quello, insomma, poi con questa dinamica qua ovviamente avrete capito che su Canva è possibile fare tante cose, quindi sbizzarritevi. Potete usarlo anche per altre tipologie anche di formati, di file. Potete stamparci anche i volantini pubblicitari, ad esempio se stampate i volantini o delle presentazioni, delle brochure. C'è veramente una marea di formati all'interno, Esatto. quindi è un ottimo sistema. Allora, la challenge di domani sera, vogliamo anticipare, spoilerare qualcosa? Io non ci sarò perché domani sera io ho lezione con tutti i bei... Domani sarò solo soletto, mi lasci solo soletto anche domani. Sì, perché domani saranno tutti i partecipanti del Local Lab, quindi domani sei nel nostro lab. Sì, domani sera abbiamo una bella lezione su recensioni e gestione della reputazione anche su Google My Business. E quindi ci sarà delle belle, anche perché Paolo, l'occasione, visto che noi facciamo sempre le cose pratiche, che per domani sera ho chiesto a un po' di partecipanti di condividere direttamente l'account, quindi lavoriamo proprio sui loro account, mi fanno fare un po' la stanza, starò nella stanza dei bottoni ancora di più per lavorare proprio nel concreto, perché così come nel Local Lab andiamo sulle vostre cose, un po' su tutto è la nostra filosofia anche con Paolo, anche in questa organizzazione di questo corso di Facebook Ads che vi invitiamo ad andare a vedere sulla pagina, sul sito internet. Esatto, saremo molto pratici e vi daremo la possibilità proprio di sperimentare con le vostre strumentazioni e con quello che potete fare voi, perché comunque andiamo proprio nel profondo della praticità di quello che vi serve per le attività locali. Assolutamente sì. Io apro solo una parentesi per chi segue la lezione insomma con Silvia nel gruppo privato, diciamo, la diretta di domani che sarà appunto alle 9, quella del challenge, diciamo, voi la potrete rivedere insomma in replica, le stiamo lasciando le repliche, quindi potete rivederle anche in un altro momento. Tornando invece al corso, appunto le prevendite sono aperte in questo link qua. Vi ricordo che sono aperte fino al 30, chiudono l'ultimo giorno del 30, però il prezzo scontato a 147 anziché 197 lo è fino al 28 che è giovedì, quindi avete, cosa sono, 3 giorni? Avete 3 giorni per acquistare le prevendite. Se vi interessa insomma imparare come gestire le campagne su Facebook e Instagram, cose che io e Silvia insomma seguiamo da parecchio tempo. Silvia ci ha anche scritto non un libro intero, ma insomma ha partecipato alla scrittura di un libro che si chiama La pubblicità su Facebook, quindi più di questo. C'è anche poi come hai ripreso, Paolo, mi sono resa conto che in realtà mi ero dimenticata che Local Marketing, che è un libro che ha aggregato più autori, ma insomma di base di Antonacci e Carriero, ha proprio il capitolo sulla pubblicità su Facebook che avevo fatto io qualche tempo fa, proprio per approfondire quella parte. Siete in buone mani. L'obiettivo di questo corso è appunto quella di darvi le basi per gestirvi da soli le campagne. Quindi, come sapete, noi parliamo un linguaggio molto semplice e pratico, quindi non è dedicato a chi magari è uno smanettone che è sempre sul computer ogni giorno, ma è dedicato a persone come voi che durante il giorno hanno magari poco tempo per stare su
sul computer o sul telefono a gestire i social. Quindi vi diamo le nozioni giuste, vi diamo le istruzioni passo passo, quindi poca teoria, come sempre facciamo poca teoria, quella che serve, e tante dimostrazioni pratiche di quello che va appunto applicato. E vi serve anche per eventualmente andare a scegliere, se non avete il tempo di seguirvi le campagne, i professionisti o le agenzie giuste da questo punto di vista, no? Quindi voi avete la consapevolezza di sapere come funziona lo strumento, altrimenti siete in mano di, non facciamo nomi, che vi sparano determinate cifre, vi promettono mari e monti, e poi quello che vi torna indietro è magari qualche like sulla pagina e qualche visualizzazione che a poco serve a pagare le bollette a fine mese, no? Quindi ecco, questo è lo scopo. Continuiamo in questa nostra mission, che è quella di essere una spalla per voi, insomma, in questo fantastico mondo della digitalizzazione, Sì. un po' oscuro a tratti. Cerchiamo di darvi una mano dal nostro punto di vista. Sì, veramente passo passo insieme, perché è giunto il momento di iniziare anche a fare un po' di luce in questo settore, che sicuramente è complesso, ma è anche pieno di cantastorie. Ci siamo un po' stancati anch'io e Paolo di incontrarne, quindi vorremmo iniziare a dare veramente una mano a voi attività che avete sempre bisogno di capire come funzionano le cose principalmente. E farvi voi la vostra opinione, ma anche capire se vi piace seguirle per conto vostro, perché come attività locale avete sicuramente dinamiche differenti da altre attività, e quindi è importante che non sprechiate quello che insomma sono i vostri investimenti, perché vi dico la verità, piuttosto che buttare via 50 euro su Facebook fatti male, sistemate le luci delle vetrine, vi assicuro che vi vedono di più, e anche se adesso siamo un po' più fermi è più funzionale che non sprecarli in una campagna fatta male che non sapete come funziona, o cliccando sul tasto sponsorizza a tutti, come succede ancora oggi purtroppo, che ci ritroviamo pubblicità di aziende che sono fuori zona e che sponsorizzano a noi, ma noi diciamo ma non ci andrò mai. Sì, anche perché facendo così, come dice Silvia, c'è anche un effetto ancora più grave, secondo me, che è quello di pensare che lo strumento non funzioni, no? Quindi magari metto 50 euro, seguo un po' quelle dritte che mi dà Facebook, un po' così alla africane, e perdo 50, 100, 200 euro senza ottenere niente, no? In realtà è perché magari non uso in modo corretto lo strumento e non conosco le fondamenta, quindi è importantissimo sapere come maneggiare questa cosa. Esatto. Bene, direi che allora non abbiamo detto l'argomento della diretta di domani, che è la quinta, sì, la quinta su 7, diciamo siamo quasi arrivati in fondo alla challenge. Questa cosa molto molto interessante che vi aiuta a risparmiare tempo. Ed è la funzionalità che vi offre Facebook di creare delle risposte automatiche alle domande più frequenti che vi fanno i clienti. Ok, quindi vi mostriamo come potete, anzi la cosa che vi consiglio di fare per domani sera è di prendervi nota delle domande classiche che vi fanno i clienti, no? Quelle 2, 3, 4 domande che qualsiasi attività ha le classiche 4-5 domande, no? Più frequenti. Prendetevi quelle e domani andiamo a lavorare in tempo reale sulla vostra pagina Facebook, andiamo a impostare delle risposte automatiche in modo da dare già una risposta veloce al cliente, così lo facciamo contento, e poi insomma la sequenza poi continuerà manualmente, andate a rispondere poi manualmente, però almeno ha già una prima risposta, perché ormai la gente si aspetta risposte quasi in tempo zero, ok? Quindi è una cosa molto utile. Bene, Paolo, grazie a te Silvia, ottima festa come al solito. Sì, ci vediamo domani sera al Local Lab per chi c'è, e con il consiglio invece su come creare le risposte automatiche con Paolo nel gruppo. Molto bene. Ragazzi, buona serata, buonanotte. Ciao. Ciao.